Questa è una complessa composizione astratta di carta che Nancy Gane ha realizzato nel cortile della propria casa dopo essere ritornata dal Giappone, dove è stata artista ospite per oltre 6 mesi, dopo aver vinto una fellowship che l'ha portata nelle principali città giapponesi, e dove non è arrivata come solo discente, ma anche come docente delle sue tecniche d'avanguardia, in particolare la tecnica dello strappo che aveva sperimentato negli anni precedenti e che l'avevano resa particolarmente nota. La carta è un materiale antichissimo, come si sa è stato diciamo, l'uso della carta risale al secondo secolo a.C. in Cina e poi verso il VI secolo d.C. Viene usata anche in Giappone, che assorbe non solo la cultura cinese ma anche la religione buddista e la religione shintoista. In base a queste due religioni, la carta ha una funzione anche sacra. Viene usata nei rituali di purificazione, secondo cui l'armonia e la bellezza dovrebbero penetrare ogni aspetto della vita quotidiana. È proprio all'insegna di questa sacralità che Nancy Gane lavora e riesce a realizzare delle carte così complesse, astratte e straordinariamente rigorose. Secondo il direttore del Dipartimento di Restauro dell'Art Institute, Francesca Casadio, Nancy Gane qui realizza il massimo virtuosismo. Riesce cioè a conciliare e a riassumere la sua carriera di artista non solo come scultrice, ma anche come pittrice. E perché? Come ci riesce? In un modo magico, ma anche con la massima manualità. Affonda le mani nella tinozza, tinge la carta, questa polpa, e riesce attraverso dei macchinari speciali a, diciamo, stenderla e poi a farla asciugare foglio per foglio, procedimento lentissimo che può prendere anche alcune settimane. Interviene poi con lo strappo, questo tear up, perché all'inizio tutta diciamo, questa composizione era di un unico colore e poi diciamo, c'è anche la grande difficoltà che l'immagine deve uscire alla rovescia, quindi immaginarla in modo inverso. E questo è anche una grande difficoltà. Oltre a questo poi interviene, diciamo, con queste calcografie fatte a mano, con dei righelli trasparenti, e quando la carta non è ancora completamente asciutta, per cui è un processo estremamente elaborato, perché ci sono una serie di sbalzi che rendono queste composizioni veramente tridimensionali. Infatti Nancy Gane è stata inclusa assieme a Robert Rauschenberg e a Kenneth Noland e anche a Don Farnsworth in una mostra importantissima chiamata New American Paperworks, che ha girato in 12 musei degli Stati Uniti e dell'Asia, proprio perché hanno una freschezza e una diciamo, sperimentazione del tutto particolare. La cosa interessante è anche il posizionamento di questo strappo, che porta
fa esaltare l'immagine non al centro della composizione, ma leggermente spostata verso il basso, un po' come nel kimono, no? Dove tutta la decorazione, se così si può chiamare, l'immagine è spostata verso il basso. Ecco, direi che Nancy ha veramente dato, diciamo, questo è stato l'apice proprio della carriera di Nancy, perché ha liberato la carta da supporto a opera d'arte contemporanea, astratta, però mai impersonale. La mano dell'artista si sente ovunque, è presente, pur nell'astrattezza. La grandissima manualità emerge nella matericità di tutta la composizione. Quindi non a caso è stata riconosciuta come tra i primi artisti americani a contribuire in modo così sostanziale a queste carte tridimensionali che sono state apprezzate veramente nei maggiori musei dell'Oriente e dell'Occidente. Il titolo di quest'opera è The Two Rivers e potrebbero essere i due fiumi che confluiscono nella baia di San Francisco, però i titoli sono davvero irrilevanti, nel senso che anche se sono specifici e possono indicare, come in questo caso, i due fiumi che confluiscono nella baia di San Francisco, oppure diciamo, portare ricordi della dimensione invece di tutti i viaggi che Nancy ha fatto, perché è stata una grande viaggiatrice, direi che l'elemento fondamentale è che questi sono in effetti paesaggi dell'anima, sono paesaggi interiori e quindi il tempo e lo spazio sono irrilevanti, perché Nancy Gane è riuscita a creare un unicum che riassume il mondo interiore e il mondo esteriore. Questa è la sua bellezza. Non solo, per apprezzare questo tipo di opera così complessa, bisogna in qualche modo creare lo spazio giusto e quindi creare in qualche modo una sospensione del tempo per poter permettere di metabolizzare queste immagini e capire la profondità del messaggio.